Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, martedì 26 maggio, puntata numero 154, ma do ovviamente il benvenuto a una persona che ieri mi è mancata tantissimo. Mi sono sentito La da cosa solo. non è reciproca. Ma lo Buongiorno sapevo. a tutti, come stiamo? Adesso meglio, ieri ero un po' perso, senza la guida. Senza la guida. Sì, effettivamente. Soltanto la 153esima puntata, 154, giustamente. Ieri era ieri 153, esatto. Sicuramente eri perso perché non sapevi come portare avanti una Come trasmissione, muovermi. era la prima volta effettivamente, quindi ti ringrazio per avermi dato questa possibilità a fine maggio, quindi di essere da solo. Esatto. È capitato anche altre volte in realtà. Sì, lo so. Anche altre volte. Era ironica però andiamo a salutare un po' i tanti che sono già collegati, perché sennò facciamo anche i maleducati e non ci pare il caso. Buongiorno Faccio, ben trovato. Buongiorno Mettino Gamer, buongiorno a Luca, buongiorno Manuel, buongiorno Traccada, Alessandro, Mario, Daniela, buongiorno a Nicola, Gabri, Violetta, insomma siete già tanti, bene. Ecco Fabrizio. Ero curioso di sapere se il direttore vuole aggiungere qualcosa, visto che ieri non c'era, per completezza. Questo è rimasto. Per completezza credo che diventerà la nuova linea di magliette per l'estate 131, le perle di LDL, poi anche con degli errori di stampa, tipo Luca De Leonardo, cioè stiamo cercando un po' di fare anche questo Leonardo di Leonardo. Eccolo il campione, Real Mariscal. Grande Carlo, mitico. A proposito, posso dire una cosa? Certo. Il mio obiettivo era finire nei 100. Sì? Ho chiuso il 94esimo. Grande, yeah. Obiettivo nonostante il rigore sbagliato da Malen. Ha creato tante problematiche, però meno male che poi ha segnato. Sì, almeno zero. Zerato. Meno 3 ti sarebbe quasi costato il 100° posto. È sicuro. Perché 3 punti sono tantissimi. Sì. Però vabbè, dai. È stata una brutta esperienza, però... Come è andato quest'anno il Fanta? No, bruttissimo. Da terzo a 94esimo, insomma, non è stato proprio bello, ecco, diciamo così. Però vabbè. Comunque, volevo dirti una cosa. Ieri non l'ho voluto sì. dire, aspettavo che ci fossi tu. Che è successo? Il grande Pardo, durante Milan-Cagliari... Qualità! Era davanti a me. Era 3 file sotto a un certo punto ha detto, comunque, per completezza, diciamo che ci sono 650 tifosi del Cagliari. E lì mi sono sentito... Quasi, non è che ha inventato la frase, l'espressione per completezza. Adesso non è che ha il copyright sull'utilizzo di questa espressione. Forse il copyright sull'utilizzo. Adesso non lo utilizzerò mai più. Finito. Non è marrone solo la... Non è marrone solo quella. Quella è tua, cioè quella te la riconosciamo come... Cioè, non vogliamo metterci in mezzo. E chi è?
Chi è? Chi è? La completezza. Vado a vedere, aspetta un attimo. Vada, Torno subito. Vada. Eccoci qua. Ho messo muto, ok. Allora, poi. Dunque, questa poi la mettiamo quando c'è Fra. Prepara le magliette. Grande. Buongiorno, è stato bellissimo vivere San Siro domenica, poi domandone alla redazione. Sapete se le partite del TST verranno trasmesse su YouTube? Penso di sì. Adesso vediamo se Fra sa qualcosa di più, però l'anno scorso mi pare che le avevano date su YouTube. Sono quasi sicuro di sì. Tra l'altro era un po' casa tua Milan-Cagliari, nel senso che eri comunque vicinissimo a casa. È stata una bella vittoria quella di domenica. Io penso in pochi avrebbero immaginato comunque di una vittoria del Cagliari che, ricordiamo, mancava da 29 anni dalla famosa zugata di Mazzone a Cozza che stava già esultando. Aspetta che non è ancora finita. Grazie Nikas, grazie mille per la donazione. Adesso facciamo un po' di teatro appena arriva Francesco, facciamo finta di niente. Ah, ok, bene Pierpa, ok, tu hai già perfetto. Infatti abbiamo avuto conferma da questo punto di vista, ma era anche un po' ovvio perché comunque altrimenti se non la dai nemmeno, buonanotte. Non so gli orari, ecco, mi pare anche qui a memoria, forse mattina, perché comunque lì giocano al pomeriggio, quindi o anche sera inoltrata. Poi allora lo dico a voce Guarda che ho sentito tutto, Hai sentito tutto. quindi anche se facciamo un po' di teatro, ho sentito tutto, perché volevo le cuffiette. Ah, quindi hai sentito tutto, quindi anche quando ho parlato male di te, scusa. Allora, innanzitutto Nikas, donazione, grazie mille. Buongiorno Francesco e Luca, Grazie, vorrei Nikas, ringraziarvi per avermi tenuto compagnia in un periodo complicato, salute. Grazie a voi, alcune mattine sono volate. Speriamo bene Nikas, i migliori auguri. mi raccomando. Grazie davvero per essere presente. Ecco, Alessandro diceva, buongiorno ragazzi, ma come mai non fate più le live su Twitch? È molto semplice, perché la piattaforma ci permette di streamare su 3 social diversi e su Twitch avevamo 2 persone che ci guardavano, mentre su Twitter ne abbiamo di più. Cioè anche oggi sono 3, però di solito sono tipo 40-50, quindi Vabbè, ancora presto. e quindi è una scelta più che altro da quel punto di vista. Però per l'estate faremo tutto. Okay, Vediamo, in realtà la nostra idea è quella di trasferire tutti su YouTube, però capiamo anche che sia un po' complesso, ecco. Grande Matteo. No, tutti verissima intervista su Sky Pisacane, menzione d'onore a LDL e MVP di ieri. Hai parlato le birre? No, ma ho giocato No. anche abbastanza malino ieri. Ho fatto il gol giusto sul rigore netto al 90°, gol vittoria. Capito? Ecco perché. Questo era il Pensate a che discorso. livello è arrivato il calcio. Pensate. Se io batto i rigori, dici. Decisivo al 90°, per Sì. di più. No, che poi al 90° non al 60°, perché è un'ora, in effetti. Vabbè, all'ultimo Abbiamo di secondo. Sì, ho segnato il rigore e poi ho suonato la campana, quindi perfetto, alla grande. Grande. Sì, ma ieri ho fatto c'era già pronto per sotterrarvi. Pronti per sotterrarvi per il caldo. Esatto, per zanzare il caldo. No, incredibile. Allora, c'era un'altra, ecco, Patrizio diceva, buongiorno, quando un tifoso del Cagliari si sveglia e sente della conferma di Pisacane e della possibilità di partenza di Gaetano all'Atalanta e poi non faccio onore a Francesco. Detto ieri, mi sono perso qualcosa. Cos'è? Non? Ieri. Poi non faccio onore a Francesco. No, perché ieri Patrizio sta parlando di un commento di... Ieri sera sono intervenuto a Saluto Rosso Blu. Sì. A un certo punto Patrizio ha fatto un commento che secondo me ieri ci ha messo... Secondo me non era... Il paragone fatto, ecco, diciamo così, non era
coerente, ecco, ma non voglio parlare, vi prego, non fatemi No, parlare no, della mia, no, del no. tema che sto odiando No, e da oggi non ne parleremo, mesi. promesso, Quindi promesso, mi comunque era raccomando. quello, ci siamo Era quello, capiti sì, il era tema, proprio esatto. ma mi sono ripromesso oggi di non parlarne. Quindi se anche voi mi fate domande, io non ne parlerò. Grandissimo Nico, grande. Per contribuire alla telecamera che lei che l'abbia la Ponte di Legno in ricordo dei vecchi scoop memorabili. Grandissimo. Grazie mille Nigias, grazie davvero. Grande. Ci stiamo organizzando, va, ve lo posso dire, ci stiamo già organizzando un po' per il ritiro e stiamo iniziando a capire anche logisticamente come fare tutto. Però ecco, vi diciamo che sicuramente si riparte, anche come il Cagliari, no? Anche noi ripartiremo dalla base dell'anno scorso, quindi con Buongiorno 131 edizione ritiro, quindi con l'ottimo e E quindi buongiorno abbondante Temu, era il famoso Buongiorno buongiorno Temu, Temu. infatti, Grande. sarà Buongiorno 131 in trasferta, con Luca appunto in studio in conduzione, che farà un po' il coordinamento con tutto quello che poi succederà a Ponte di Legno. Saremo sicuramente io e Roberto, questa volta tutto il ritiro, quindi insomma, salvo ovviamente. Ma insomma al momento siamo organizzati in questo modo e vediamo insomma cosa riusciremo a fare. Ecco, questo è un po' Assolutamente. il... Facciamo Però entrare vedo il che nostro c'è... primo ospite. Esatto, Dai, lo facciamo esatto. entrare. Eccolo qua. Ciao Con Stefano, degli occhiali bentrovato. meravigliosi. Mitico. Ben trovato Stefano Loffredo, come stai? Però Non ti non ti sentiamo sentiamo, però. Samu. Sì, guarda un po' l'audio. Che qui è tutto ok. Quindi probabilmente non ti ha preso le cuffiette. No? Vediamo. Solo prova a entrare e riuscire, perché magari non ha preso le cuffiette. StreamYard non è simpaticissimo. Soprattutto le prime volte. No, non ti sentiamo. Prova a toglierle. Prova a Le hai togliere le tolte? cuffiette. Ah, le hai tolte? No, non ti sentiamo. No. Prova a uscire e rientrare. Aspetta. Però tu ci senti, sì. Sì, ok. Allora, esci Allora, dal link sì. e cioè, ricarica la pagina tipo. Esatto, Ok. esatto. Probabilmente non ti ha preso l'audio. È bella anche questa cosa che per una volta ci sente l'ospite. Di solito non ci sente nemmeno. Esatto, infatti è questa la mia domanda era ma tu ci sta senti? evolvendo, Piano piano, questa roba dei problemi di streaming. Forse Una per la roba... prossima stagione riesce a essere perfetto. Mamma mia, prendiamoci Mettiamo meglio l'antistaminico subito. Vero? Mamma Ti mia. sta colpendo immediatamente, vero? Non ti dico cosa è stato a Milano. Ah beh. Mezzanotte e mezza andando via dallo stadio, andando a recuperare la macchina del grandissimo Antonio Farinola, che salutiamo. Grande Antonio. 2 trasferte per Antonio, pareggio a Como, vittoria a Milano. Abbiamo attraversato i parchetti dietro San Siro, non ti dico. Ci credo. Mio povero Proviamo. naso. Dacci l'ok. Ma aspetta. Prova. Vediamo. No. 9. Allora allora un problema del tuo computer. Guarda un po' nelle opzioni voce audio, capire che cosa è collegato. Perché se tu ci sei... Prova. Mi sento un rumorino. Anch'io. No. Niente. No. No. Però adesso ho risentito Di il nuovo. rumore. Ma prova a togliere le cuffie. Prova a stare senza cuffie. Ma le ha staccate le cuffie, però non va lo stesso. Deve essere una roba di... Dice Matteo, sono gli occhiali probabilmente. Prova a togliere gli occhiali. Se no, stai, prova dal telefono. Prova dal cellulare. Ecco, prova a collegarti con il telefonino. Così Prova con il adesso... telefonino. Ah no, aspetta, Grande! Grande, Ci siamo. Cos'era? Vediamo, Qual era il fatemi problema? vedere se riesco con le cuffie. Però stai No, complicando, attenzione. Con le cuffie? Ti sentiamo? Sì, ti sentiamo. Ok. Bene. Svelato l'arcano. E cos'era Bene, l'arcano? cos'era?
c'era gruppo microfoni. Infatti, sì, non ti Gruppo aveva Queste microfoni, cose di riconosciuto. Windows. Queste Sì, cose di qualcosa del genere. Windows. Adesso mi Bene, sentite? Luca, iniziamo. Infatti, Vai, iniziamo vai, alla vai. grande. Vai. Sì, innanzitutto grazie mille per aver accettato il nostro invito. Campionato finito, ti chiedo un piccolo commento sulla stagione del Cagliari, se ti aspettavi questo risultato, insomma, un tuo commento sulla stagione, anche un voto finale alla stagione del Cagliari, e poi andremo su Pisacane, ovviamente. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie a voi dell'invito. Ma la stagione del Cagliari è sicuramente positiva, perché comunque mantenere la categoria è comunque sempre un risultato, visto come gira lo sport adesso e come gira la Serie A adesso. Sul Cagliari quest'anno mi aspettavo, diciamo che io sono del parere che ad un certo punto c'era la possibilità di finire, non dico dalla parte sinistra, però nella parte alta della zona destra della classifica. Diciamo che quando abbiamo fatto quel filotto tra Fiorentina, Juve e Verona, è mancato forse il salto definitivo che ci ha portato poi a soffrire sino alla fine, perché è vero che abbiamo concluso con una spettacolare vittoria a Milano, però è anche vero che, diciamo, tornando indietro a 3 giornate fa, se non avessimo battuto avessimo vinto in casa, l'ultima che abbiamo giocato in casa, sarebbe stato un problema poi andare a giocare a Milano, anche mentalmente affrontare Certo. quel tipo di partita, insomma. Quindi, diciamo, diamo un 7 alla fine, perché io reputo che mantenere la categoria sia comunque un grosso risultato, visto come fanno le cose in Serie A, con i nuovi fondi che arrivano, investono nel Como, investono un sacco di soldi, e quindi è comunque... Io spero che questa volta, anche se inizio a leggere cose... No, tranquillo. no, la società si è creato un gruppo, e quindi questo gruppo cioè, secondo me serve sempre un nucleo da cui partire, altrimenti si parla di progetti, e i progetti ogni volta vengono, diciamo, i progetti poi ogni volta ripartono da zero ogni anno, ecco. E si fa chiaramente più fatica se devi ogni E si volta fa sicuramente più riniziare da fatica. zero. Cioè, quando inizia a sentire Foloruncio forse non si riscatta, vabbè, la gestione di Chirixoi mettiamola da parte, perché non sappiamo cosa è successo, perché reputo che sia successo qualcosa, insomma. Esposito, le voci sulla possibilità che Esposito vada via, vabbè, Palestra va via, però è un gruppo che comunque potrebbe crescere ulteriormente, potrebbe fare un passo in avanti. Assolutamente. Ti chiedo appunto su Folorunso, perché l'hai menzionato, tu lo riscatteresti a 8 milioni, un giocatore come Folorunso? Ma io alla fine, allora, il discorso è che detto così potrebbe dire, forse direi di no, però è anche vero che vedo nel gruppo, ecco, vedo che insomma, io forse lo riscatterei, perché punterei sul gruppo che si è formato, quindi Foloruncio, Esposito, Deiola, insomma Caprila, un Mina. gruppo Gaetano, insomma un gruppo che si è formato e che può crescere ulteriormente e può fare un passo in avanti. Quindi forse in quel senso lì, secondo me, avrebbe senso riscattarlo, ecco. Ok, ti chiedo su Pisacane, innanzitutto quali erano le tue aspettative a inizio stagione, e poi come secondo te è stata gestita la stagione? Ci sono stati, è vero, tanti alti e bassi, non c'è stata continuità in certe situazioni. Tu hai menzionato le 3 vittorie che paradossalmente sono state anche un blocco per la squadra, perché se si va a ragionare, dopo quelle 3 partite ci sono stati quei famosi 2 mesi dove il Cagliari non riusciva a vincere, anzi, memori delle sconfitte, interna contro il Lecce, la sconfitta di Pisa, paradossalmente quelle 3 vittorie consecutive hanno fatto sì che il Cagliari fosse un po' più tranquillo, già forse convinto di essere salvo, invece poi si è rischiato il patatrack. Ti chiedo in generale com'è stata secondo te la stagione di Pisacane, e se secondo te andrà comunque, sarai l'allenatore del prossimo anno.
Allora, secondo me la stagione di Pisa, allora, per quanto me l'aspettavo io, temevo qualche ripercussione, qualche problema su Pisacane proprio dovuto all'inesperienza, diciamo, di allenare a questi livelli, perché una cosa è allenare magari i giovani della primavera, una cosa è allenare un gruppo di giocatori di Serie A dove ci sono anche problematiche, difficoltà di gestione comportamentale dei giocatori, non è solo una questione tecnica, tattica, altrimenti potrei andare anch'io a allenare lì, metterei le figurine e non è solo quello. Quindi pensavo che potessi avere più difficoltà, devo dire, temevo il momento critico, invece anche nei momenti critici è stato molto lucido, per quanto poi alcune scelte, lo sappiamo, ne abbiamo anche parlato, non ci abbiano totalmente convinto, e comunque alla fine bisogna dargli atto che ha portato la nave in porto. Alcune partite forse alcune partite le ha lette bene, altre un po' meno. E sulla conferma, ripeto, io ho quell'idea, io tenterei di riconfermare, io lo riconfermerei con quel gruppo, cioè proprio per provare a continuare a rendere questo progetto, diciamo, a dare continuità a questo progetto, ecco. Salvo che la società decida diversamente, perché poi anche sotto il profilo societario bisogna capire cosa succede, bisogna capire cosa vuol fare la società. Assolutamente. Fra? Sì, no, il pensiero di Stefano credo che sia il pensiero condiviso, se non da tutti, quasi, cioè finalmente provare a dare un po' di continuità a questa squadra, a questo gruppo, a questa idea, anche perché lo dicevo ieri sera nella diretta con gli amici di Saluto Rosso Blu, cioè anche perché se no che senso avrebbe avuto l'estate scorsa a fare questo tipo di percorso, cioè era un percorso che dall'inizio guardava al futuro più che al futuro prossimo più che a quello immediato, no? E quindi, visto che è arrivata la salvezza, visto che comunque anche i numeri in qualche modo poi hanno dimostrato che è stata una buona stagione, ma che con qualche passaggio a vuoto in meno poteva essere anche decisamente migliore. Io credo che come primo anno di ambientamento, ecco, non so quanti di voi insegnino, abbiano insegnato, però insomma adesso una volta che tu entri a scuola, entri di ruolo, fai il cosiddetto anno di prova, in cui sei comunque organico al sistema scolastico, hai il tuo stipendio, vieni pagato, hai le tue responsabilità, però comunque è appunto un anno di prova. Io direi che l'anno di prova è stato positivo. Essendo il primo anno, ovviamente ci sono stati degli errori, che però aiutano a crescere, perché la pazienza che spesso abbiamo richiesto per i giocatori andava messa anche per l'allenatore. E quindi l'anno prossimo, secondo me, non l'anno prossimo, tra un mese, quello che è, il Cagliari dovrà ripartire su queste basi, cioè da quello che è stato costruito quest'anno. Juan Rodriguez, che abbiamo visto prima nella foto dell'esultanza, in sala stampa domenica sera ha detto: vedo il prossimo come il mio anno, detto in italiano, quindi insomma vedo l'anno della consacrazione, quindi l'ambizione di un giocatore di 21 anni, 20-21 anni, che è catapultato dall'Uruguay in Italia. Al primo anno ha fatto comunque benissimo. Quello secondo me deve essere l'esempio. Cioè questa squadra, questa società, questo gruppo deve prendere esempio da quelle che sono le ambizioni di uno dei più giovani, che però comunque è stato centrale anche nel progetto tattico, soprattutto da quando poi è andato via Luperto. Per cui quello che dice Stefano è totalmente condivisibile. Su Foloruncio io ho qualche perplessità in più, devo essere sincero. Insomma, non mi ha convinto al 100%, ma anche in determinati anche mimiche facciali in campo, certi gesti. No, io non dimentico mai la scena di Pisa in L'esultanza, come cui, esultanto. a parte l'esultanza, no, ma poi anche la scena a Pisa quando chiede il cambio, poi alla fine resta, cioè
E lui doveva essere il giocatore a centrocampo in grado di dare il cambio di passo, era quello su cui il Cagliari aveva comunque investito in prospettiva, nel senso che aveva messo un rischio di riscatto anche alto, ma io a questo punto non lo riscatterei neanche a 2 milioni, ecco, probabilmente. Sì, beh, forse la cifra è alta, 8. No, Una cifra ma altissima. forse neanche a meno, cioè credo che probabilmente il Cagliari abbia bisogno di un altro tipo di mezzala, soprattutto perché cioè, adesso è esploso Gaetano. E se Gaetano, come io mi auguro, resti almeno l'anno prossimo, probabilmente avrà bisogno di un giocatore con caratteristiche un po' diverse. Cioè, adesso, ovviamente, facendo le dovute proporzioni, ok, non vogliamo bestemmiare, però se vi ricordate il trio di centrocampo del Milan di Ancelotti, con Pirlo, Gattuso e Seedorf, secondo me quello è la tipologia di centrocampo che a cui dovrebbe ambire il Cagliari. Ora, va detto che in quella squadra tanti correvano molto di più di quanto probabilmente si corre nel Cagliari, e tanti erano molto più tecnici. No, ma lasciateli 3, parlo dell'altro resto della squadra. E quindi è chiaro che il paragone in sé per sé non regge, però ecco, come impostazione secondo me si dovrebbe puntare a un tipo di centrocampo simile, quindi con una mezzala più di fatica, di corsa, che appunto è Adoppo / Deiola, e magari dall'altra parte una mezzala che abbia sia la corsa sia il fisico, ma con probabilmente anche una tecnica leggermente diversa. Sì, che poi però Nainggolan, se vi ricordate, giocava un po' più avanti, perché giocava anche più sulla tre quarti, però sì, insomma, anche quel centrocampo con Nandez a destra e Roga a sinistra e un play, che appunto era in quel caso Cigarini, quello può essere il tipo di centrocampo che il Cagliari dovrebbe cercare, secondo me, perché non ne capisco niente, però dovrebbe cercare di ricostruire, proprio perché abbiamo visto un Gaetano che, avendo arretrato di 30 metri il proprio raggio d'azione, riesce a essere dominante. Cioè, San Siro non ha sbagliato un pallone che fosse uno. Cioè, è una roba, se ci pensate, perfetta, sì. allucinante. Poi nell'ultimo giorno di scuola, quando teoricamente siamo tutti un po' più svagati, no? un po' più rilassati, contro un Milan che si giocava la vita, poi possiamo dire il Milan che era in difficoltà netta, tutto quello che vogliamo, però Gaetano ha veramente insegnato calcio a San Siro, quindi per poterlo fare serviranno 2 giocatori ai suoi fianchi, ai suoi lati, in grado di aiutarlo e di proteggerlo, così come era Pirlo in quel Milan, no? O Pirlo alla Juve, quando poi andò alla Juve dopo, come era in nazionale, cioè 2 giocatori che diano la possibilità a chi effettivamente inventa calcio di poterlo fare senza avere troppi problemi. Quello secondo me è un po' il discorso, però come diceva Stefano, tanto adesso finché non ci sono chiarimenti anche sul fronte societario, ipotizzare il mercato, poi ci sono i mondiali di mezzo, quindi non sarà semplice. Anche perché c'è il problema anche dell'attacco. Assolutamente. Esatto. Non credo che Belotti possa restare, e alla fine serve comunque, secondo me, un attaccante affidabile, ecco, che garantisca. Poi gli altri ruotano attorno, cioè Borrelli entra e ti fa quei 6 gol magari a campionato, però serve un attaccante sicuramente anche. Un Sì, io attaccante credo a che il doppia Cagliari, cifra. che il Cagliari si stia muovendo su quello, cioè non si stia muovendo, meglio, che le idee, le strategie del Cagliari siano su quello. Cioè tu, come quest'anno, no? Se ci pensate, il Cagliari aveva 3 centravanti, anzi 4 addirittura a un certo punto, perché è arrivato anche Belotti l'ultimo giorno, Chilixoi, Borrelli, Pavoletti e Belotti. Poi sono diventati 5 con Mendy, quindi Ma nel l'anno frattempo è stato prossimo... perso Belotti. Sì, esatto. In effetti c'è anche Mendy, che secondo me dovrebbe,
insomma, alla fine bisogna lanciarlo definitivamente, ecco. Perché Sì. io quest'anno in certe situazioni non ho mai capito alcuni giocatori che facevano 4-5 partite anche buone e poi sparivano. E Vabbè, ma questo, guarda, lì l'ho spiegato poi ieri anche Pisacane a Sky, quando ha parlato al podcast, quello con Di Marzio Borghi e sì, Elisa con Offside, no? Di Che ha, Marzio sì. che ha detto oramai modulo, titolare in riserva, cioè sono dei concetti che effettivamente questo tipo di calcio sta un po' superando. È vero che oramai si gioca in 16, cioè, ma Gasperini è stato il primo, se vi ricordate, anni fa con l'Atalanta, appena vennero sbloccato il quarto e quinto cambio, lui faceva un uso scientifico di questa A roba, voi, al no? 60° arrivavano le Scientifico. sostituzioni. Per la gioia degli amanti del fantacalcio come Luca Di Leonardo, Esatto, che molto esatto. spesso invece sono giocatori che venivano, no? Però io credo che il Cagliari andrà con due centravanti di supporto, che saranno appunto Mendy e Borrelli, che hanno caratteristiche diverse, e un centravanti titolare in grado di fare 10-12 gol, perché questa stagione ha insegnato questo. Anche perché l'anno Credo e prossimo temo... No, volevo dici. dire che l'anno prossimo sarà una stagione abbastanza dura, perché insomma salgono squadre che sulla carta intenderanno fare investimenti importanti, cioè il Venezia che è salito non è più il Venezia che avevamo lasciato noi, Beh, quindi ha già preso Basic praticamente dalla ha una Lazio. società robusta alle spalle, il Monza idem, insomma, non sarà un campionato per nulla facile, proprio perché quelle che salgono, mentre quest'anno Pisa e Cremonese alla fine sono retrocesse, quelle che stanno salendo, non dico che sono più vicine societariamente al Como, ma quasi, insomma. Beh, però Sì, posso dire che la Cremonese comunque ha speso, non poco, per fare la squadra che ha fatto, Cioè, anche la dirigenza, la società cremonese ha fatto investimenti importanti, quindi questo significa anche devi spendere, certo, ma devi Spendere anche bene, saper certo. spendere, perché tu puoi pagare un certo giocatore X, ma poi se poi non ti rende, cioè, Vardi, Sì, la non so sino Cremonese ha a che preso punto Pardi, che sia per carità, stato così, cioè è stato più decisivo un Borrelli rispetto a Borrelli, Vardi. sì. Sì, sì. Assolutamente. Sì, 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 Se sì, andiamo a quello vedere il volevo Cagliari l'ha dire. presa a zero, Vardi ha avuto comunque un ingaggio importante. Quello che ha fatto la differenza è Cremonese e Bonazzoli, che è un giocatore, lo dicevano anche in chat, insomma, è un giocatore che il Cagliari era anche vicino fra qualche stagione fa con Nicola ad arrivare a Cagliari, è un giocatore che ha esperienza, che i gol li sa fare. Quindi sì. potrebbe essere un profilo Che interessante. retrocede anche spesso, però. Vabbè, lo so, Fra, lo so. Però, quello è vero. Insomma, che Però, più di 10 gol però non ha mai fatto. ma è quello il profilo, Anzi, parliamo che Lautaro Martinez quest'anno ha fatto 17 gol, Quindi non è che ci siano tutti questi attaccanti che garantiscano 20 gol, per dire, No, ormai non ci magari sono più, sì, trovare sì, un sì. attaccante che ti garantisca 20 gol, però un attaccante che come ha fatto Piccoli 2 anni fa, un attaccante da 10 gol con a supporto Borrelli, Mendy e comunque una squadra, anche i gol centrocampisti, Sebe Esposito, lo stesso Gaetano, insomma è difficile trovare un centravanti che ti dia garanzia a prescindere. Devi tentartela, anche perché quelli che hanno esperienza li paghi, perché li paghi tanto. Beh, certo. Questo è il discorso. Però è Sì, ovvio detto che che il secondo me Cagliari Borrelli, con i numeri che ha avuto, se avesse giocato tutta la stagione, a 10 ci sarebbe potuto anche arrivare, secondo perché me. l'infortunio sì, è I arrivato due a infortuni, cioè 5. perché si è fermato due Sì, sì, volte, quindi praticamente cioè, sì. o lo stesso Belotti, senza dimenticarci Belotti sì. chiaramente Belotti, che infatti fa 2 gol alla seconda Belotti partita. non l'abbiamo potuto neanche... Di fatto non l'abbiamo visto, Non l'abbiamo visto. quindi forse il Cagliari ce l'aveva anche quest'anno, l'attaccante da doppia Da doppia cifra, cifra, sì. però è anche vero che la stagione poi ha raccontato qualcosa di diverso. Io ribadisco, il Cagliari l'anno prossimo dovrà quantomeno cercare di ripartire appunto cioè da questa base, come diceva anche Stefano, e poi puntellare la squadra, cioè magari anche rinunciare a un giocatore, massimo due,
ma tenere il grosso del gruppo e poi puntellarlo. Serve un rinforzo in ogni reparto, un titolare in ogni reparto. Ci sono tanti punti di domanda. Mina non sappiamo cosa farà dopo il mondiale, se tornerà, se avrà voglia di restare, se magari verrà coperto d'oro da non so da chi, dall'Arabia, dal Brasile, comunque da quei mercati, dal Messico, cioè non lo so, sono quei campionati un po' dagli Stati Uniti, cioè queste cose ancora non si possono sapere. Sicuramente al momento serve uno che c'è una mezzala, chiamala sinistra titolare, quindi quello che prende il posto di Foloruncio, un centravanti titolare con tutti gli altri dietro, no? Cioè io credo che l'attacco più o meno sia già fatto. Se tu hai 3 centravanti con Mister X, appunto per il 9 titolare, diciamo così, Mendy e Borrelli di supporto, cioè sei coperto bene, secondo me, sperando ovviamente che non sia una sfiga indicibile come quest'anno sugli infortuni, ma tanto quello al momento non lo puoi prevedere. Non lo puoi prevedere comunque, sì. Come seconda punta hai Esposito, hai Albarracin che, insomma, da quello che abbiamo anche capito parlando un po' con chi lo ha visto allenarsi e tutto, quello deve fare, cioè tipo il vice Esposito. Ok, non è un esterno, non è il palestra, cioè deve stare vicino alla porta, perché uno che la porta la sente e quindi deve fare quello e dall'altra parte capire appunto se prendere un esterno alla palestra per capirci, oppure magari un altro tipo di giocatore. Ricordiamoci che torna Felici. Io credo che Felici l'anno prossimo sarà centrale comunque nel Cagliari, perché è mancato tanto Felici quest'anno, cioè, non dimentichiamocelo. Quindi era quello che poteva cambiare passo e poteva cambiare, anzi quando ha giocato nei finali ha dato il suo, è stato decisivo a Verona, insomma. Esatto. E quindi vedremo, secondo me sarà una stagione interessante. Il portiere, guarda, l'altro dubbio è quello. L'altro dubbio è quello perché chiaramente se resta Caprile portiere non te ne serve, direi. Se Caprile invece, come pensiamo, può andare via, allora a quel punto dovrei cercare un ricambio quantomeno vicino, ecco, a Caprile, perché poi anche per Caprile è considerato che lui penso che aspiri, giustamente per carità, a una squadra di alto livello. Se non c'è un giro di portieri non so dove possa andare, anche perché a meno che non vada all'estero, per carità, perché comunque lui poi è andato via da Napoli perché non giocava, cioè, certo, quindi, certo. Beh, lui vuole avere garanzie di titolarità, lui vuole avere garanzie, certo. di Anche poter perché giocare. vuol giocarsi anche le sue carte in nazionale, c'è tanta concorrenza, ma l'unica garanzia è giocare, perché se non giochi ovviamente non ti prenderanno mai in considerazione, e presumo che venga ceduto solo a un'offerta decente, non verrà svenduto, perché ieri, per dire, a Cagliari Social Arena è stato il discorso relativo a Vicario, come il Cagliari l'ha dato all'Empoli. Non sarà certo così la gestione di Caprile, cioè, presumo che solo di fronte a un'offerta irrinunciabile Caprile verrà ceduto. È anche vero che devi anche alimentare il mercato, perché poi anche questo non si saprà se verranno immessi soldi per il mercato, se bisognerà cedere per poter fare un determinato tipo di mercato. Queste sono tutte domande a cui non si ha ancora risposta. Speriamo, ecco, che entro 2 o 3 settimane si possa avere qualcosa, perché siamo già perché poi devo dire la verità, tutto parte da lì, tutto parte anche dalla chiarezza societaria. Cioè, io quando ho visto la partita del Milan, la partita del Milan è figlia del caos societario che c'è tra i rossoneri, ecco. Quindi prima si fa chiarezza dal punto di vista societario, con ruoli, è meglio è, insomma. Perfetto. Esatto, proprio su questo, per salutarti. No, aspetta, prima di salutarlo, no, gli volevo chiedere proprio su questo, cioè che estate ti aspetti, Ste? Bella domanda. Scusami. Credo che tutto dipende da lì, perché
sembrava che Giulini, insomma, che ci fosse gli americani che prendessero, insomma, alla fine il posto di comando e Giulini potesse fare un passo indietro. Non lo so, io credo in ogni caso che serva anche se dovesse succedere, diciamo, il cambio, diciamo, un cambio societario, serva comunque un momento di passaggio, un momento di gestione. Quindi non lo so, speriamo che si faccia chiarezza su chi deve poi guidare il mercato, perché c'è anche la questione del direttore sportivo. Angelozzi sembrerebbe dato in partenza e insomma da lì, dal punto di vista, una volta che si fa chiarezza sotto il profilo societario, credo che parta tutto, e questo è un punto di partenza. Ecco. Non saprei, spero che si faccia più presto chiarezza, proprio perché per far quadrato e impostare la squadra per l'anno prossimo. Ecco. Comunque secondo me Angelozzi resta. Tu dici che Angelo si resta? Gioco il mio euro. No, secondo me non ha operato male, devo dire la verità. Sì, Per quanto se ne sia detto, cioè Borrelli è arrivato Mazzitelli, insomma, tutti quelli che alla fine ha portato lui hanno comunque dato un contributo importante e decisivo in diversi periodi della stagione alla causa. Insomma. E poi bisogna sempre ricordarsi che il direttore sportivo usa soldi non suoi. Cioè, quindi anche questo va ricordato, perché spesso ci si dimentica questo passaggio, no? Cioè, gli si viene dato, cioè, gli si dà il non so, non è che gliene danno. Tra l'altro, bravo, volevo dire proprio quello, quindi insomma l'abilità poi sta anche quello, e appunto per quello, siccome non abbiamo visto che siamo stati investiti decine e decine di milioni di euro, quindi insomma ha fatto un ottimo lavoro Guido Angelozzi. Ste, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie, sentiamo presto, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. Buon lavoro. Salutami Federico e Nando. Assolutamente. Okay. Grazie mille. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. E voilà. Eccoci qua. Switch. Facciamo lo switch. Dal calcio alla palla spicchi. Vai. Andiamo. Buongiorno e bentornato, buongiorno. coach Federico Manca, Esperia Olimpia Cagliari, come stiamo? No. Non ci sente. Non ci sente. No. Fede, No. ci senti? Proviamo? Noi lo vediamo. Proviamo Nando. Ma lui Vediamo no. se Nando. Vediamo se è un problema di StreamYard. Nando, tu Nando, ci senti? sei? Oh, ora vi sento. Ah, ok. Oh. Fatto Nando, Io ho ci sentito sei? tutta la trasmissione, appena sono comparso non ho più sentito nulla. Quindi... Fantastico. Nando, ci sei? Sì, ti vediamo, ti sentiamo. Nando? Secondo me adesso è Nando che non ci sente. Nando non ci sente. Non ci senti, Nando? 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 No, mi sa io no. No. Nando? No. Mi pare che Nando, non ti sentiamo. Non vi sento. Esci e rientra nel link. Aspetta che abbiamo. Ecco, vai. Esci e rientra. Sì, ormai abbiamo. Caro Fede, i potenti mezzi, visto? della regia. Come stiamo intanto? In vacanza? Fede? No, Lo sai che una volta che è uscito Nando ha bloccato anche Federico? No, io vi sento. Ah, ok. Ci senti? Okay. Sì. Ok, perfetto. Dicevo, siamo in vacanza? No, io non sento Fra, però. Ecco qua, non sento. Bene. Sente Quindi non te. senti Fra. Ok, senti No. me. Sì. Allora, come possiamo fare? Esco e rientro. Adesso prova a fare tu. Vediamo un Vai. po'. Esci tu, vediamo. Coach, Adesso tu mi senti? Sì. Sì. Ok, perfetto. Vediamo un po' se adesso proviamo a far entrare Nando. Questo è StreamYard, è fantastico. Nando, tu ci senti? Ora vi sento, sì. Eccolo. Perfetto. E allora proviamo anche con Fra. Senti? Sì. Nando? Sì. Perfetto, ti sento. Grazie. Oh. Ce l'abbiamo fatto. Non è stato facile, però insomma. Grazie, Alla fine ce l'abbiamo fatta, esatto. Ringraziamo sempre gli amici americani che non c'entrano il Cagliari in questo caso. Allora, intanto ti ripeto, Fede, in vacanza? Sei già in vacanza? Vacanza no, però diciamo un pochino più... Ti stai rilassando, dai, un attimino. Sì, pochino, non troppo.
Giustamente. Nando, Buongiorno. oggi siamo qua a parlare di questa stagione, no, dell'Esperia. Prima di dare il mio giudizio, chiedo ovviamente a te il tuo giudizio. Che stagione è stata per la squadra cagliaritana? Guarda, basta un fatto, un dato, cioè che dopo 25-26 anni l'Esperia è tornata al Palazzetto dello Sport, lo ha di fatto riaperto. Quindi già basta questo dato per dire che è stata una stagione positiva. Poi se vogliamo essere, non dico cattivi, però un po' crudeli, ecco. Cioè, l'Esperia comunque è arrivata sesta nel suo girone, ha perso 9 delle 10 partite con le squadre che l'hanno preceduta, ha fatto un eccellente playoff perché ha superato il primo turno vincendo 2 volte a Brindisi, però questo io non lo dico per mettere un dito nella piaga, anzi per far capire che l'Esperia è difficile scappare dalla ex B2, dalla B interregionale. E quindi l'Esperia ha conquistato il pubblico come vediamo da questa foto. Gioca una bella pallacanestro, questo va detto. Ha vinto perché comunque i playoff li ha fatti, però la concorrenza è spietata. Io credo che sia non solo un problema di soldi che altre squadre hanno e l'Esperia per vari motivi non ha, però certo riuscire a scappare, diciamo così, a evadere dalla B2 non sarà facile, però la politica dell'Esperia ha un progetto partito qualche anno fa, un allenatore fatto in casa, Federico, che mi ricorda Pisacane da quel punto di vista, e poi piano piano vai avanti passo dopo passo. Ecco, il prossimo passo, una volta che hai vinto, sei uscito dai campionati regionali, che hai fatto bene la C nazionale, che sei entrato nella B nazionale, nella B interregionale hai fatto i playoff sempre. L'anno scorso l'Esperia è stata finalista dei playoff, non dimentichiamolo, però quest'anno che è uscita in semifinale non vuol dire che ha fatto un passo indietro, vuol dire che c'erano altri avversari, altri gironi, altre squadre, quindi poteva essere diverso. Ecco, il prossimo passo è dire ok, andiamo in B nazionale, però è dura, perché ci vogliono tanti soldini, c'è poco da fare. Nello sport spesso vince il più forte spesso il più ricco, e quest'anno l'Esperia non era certamente la squadra più ricca. Fede, ti ritrovi in quello che hai detto Nando? Sì, 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 mi ritrovo perché ogni stagione è diversa. Noi eravamo reduci, è vero, da una finale, però da una finale conquistata per grandissimi meriti, ma non eravamo costruiti per comunque vincere un campionato. Poi quando durante una stagione si allinea un pochino tutto, il lavoro esce fuori, non ti poni limiti, però nel senso era una squadra, noi sapevamo bene che comunque la finale dell'anno prima non poteva farci cullare e darci comunque uno status automatico per vincere il campionato l'anno dopo. Aggiungi che siamo stati comunque, adesso abbiamo cambiato girone e quest'anno, perché poi anche ogni anno i gironi cambiano anche come livello, e quest'anno il girone sud era nettamente il girone più forte, dove c'erano tante squadre attrezzate con tanto budget, campi molto più caldi rispetto al solito, quindi è aumentata la difficoltà. Poi noi abbiamo avuto tante difficoltà quest'anno, a partire dall'inizio, perché anche in fase di costruzione di certo non ci ha aiutato la possibilità di essere ripescati, perché noi, senza nasconderci, eravamo convinti anche di meritarci il ripescaggio perché avevamo tutti i requisiti, e poi all'ultimo, non si sa per quale motivo, hanno addirittura preferito fare 2 gironi zoppi da 19 squadre anziché ripescare noi e Avellino, tra l'altro, che non a caso è l'altra squadra, la squadra che ci ha eliminato, è la più forte candidata per salire. Quindi già arrivare a metà luglio, se non a fine luglio, con anche questo dubbio del ripescaggio, sicuramente non ha aiutato anche come progettualità, anche se noi eravamo preparati, però comunque nella costruzione della squadra, anche perché c'è un gradino importante tra binazionale e binterregionale, quindi comunque diciamo che siamo partiti già un pochino con questo, tra virgolette, problema.
E poi durante la stagione, insomma, abbiamo cambiato faccia, quindi ci abbiamo impiegato un pochino per trovare la quadra giusta, l'abbiamo trovata e poi abbiamo aggiunto Marco Giordano, che comunque ha avuto un recupero un pochino più lungo del previsto e quindi rispetto alla data che magari ci aspettavamo è tornata a febbraio e quindi comunque quando Nando parla giustamente del sesto posto, che è quello il nostro rammarico tendenzialmente, perché potevamo fare una stagione classificandoci più in alto in classifica, è dovuto anche a tutte queste cose. Abbiamo giocato senza il nostro miglior giocatore sino a febbraio e quando è tornato comunque avevamo la necessità di aspettarlo e provare a inserirlo in base alle sue caratteristiche e quindi abbiamo fatto un passo indietro per provare a reinserire il giocatore che poi nei nostri piani ci avrebbe dovuto far fare comunque questo salto di qualità. Per poi ritrovare comunque la quadra di tutto, presentarci molto bene ai playoff, fare un ottimo primo turno in un campo dove Brindisi non era imbattuta, ci abbiamo vinto 2 volte, per affrontare Avellino, squadra nettamente più forte del campionato, in condizioni ovviamente critiche, perché poi ci siamo presentati senza Cabriolo e senza Morgillo, a giocare una partita contro una squadra dove per provare a vincere dovevi essere assolutamente perfetto. Non lo siamo stati, ma ripeto, anche per sia problemi fisici e anche, mi permetto di dire, una formula che non sta né in cielo né in terra, dove tra una serie e l'altra si è giocata dopo 3 giorni. Cioè noi siamo tornati domenica da Brindisi e il mercoledì abbiamo rigiocato contro Avellino. Cioè 2 trasferte così, oltre alla difficoltà nell'organizzarle, perché non c'erano voli aerei, ci siamo dovuti arrangiare trovando un pochino quello che il dirigente ha fatto un miracolo per riuscire a garantire una trasferta per tutti. Io ero stanco morto, quindi mi immagino comunque i ragazzi giocare dopo 3 giorni è stata veramente tosta, con le DOA che sono cambiate durante la stagione, quindi neanche, cioè durante l'estate tu non sapevi che la formula sarebbe stata così con queste date, perché sennò una società ha si può organizzare, giustamente, lo sa prima e deve organizzarsi. Quindi abbiamo incontrato tante difficoltà, però insomma, come dice Nando, la cosa positiva è, secondo me abbiamo fatto un ulteriore step, che è quello di comunque coinvolgere il pubblico, passare dalle 400 persone dell'Esperia, del Palesperia, alle 1600 comunque dei playoff del palazzetto, quindi credo sia stato un ulteriore step questo. Ecco Fede, stavamo parlando prima, appunto, magari hai anche sentito un po' del Cagliari, calcio, Sì, sì. e c'è secondo me un tema che si può sovrapporre, ecco, all'Esperia. Cioè, secondo noi il Cagliari, in vista della prossima stagione, non dovrà fare l'errore di ricostruire nuovamente da zero, no? Ripartire per l'ennesima volta dall'anno zero, ma puntellare e ripartire da quella che è stata la stagione che si è conclusa 2 giorni fa. Vale lo stesso anche per voi, secondo te? Cioè, al di là che in questo caso la guida tecnica non mi pare in discussione, però a livello di gestione anche della stagione, cioè imparare da quello che magari questa che si è appena conclusa non ha funzionato al meglio, al di là delle difficoltà logistiche generali su cui tendenzialmente noi sardi ben poco possiamo fare, perché poi questi discorsi li sentiamo chiaramente anche da altre parti, su altri sport, perché purtroppo questa è la nostra condizione di isolati. Però ecco, secondo te è un ragionamento che si può sovrapporre? Quindi ripartire da questa base per poi fare ancora meglio la prossima stagione? Allora, sicuramente sì, però vado un attimino in controtendenza su una cosa. Se vuoi fare lo step decisivo, hai il dovere di mettere tutti quanti in discussione. Cioè, io per primo, tutti i ragazzi, perché comunque adesso bisogna passare da una realtà bellissima che abbiamo creato, perché comunque noi pochi anni fa eravamo in C regionale, giravamo i campi della Sardegna, quindi non bisogna dimenticarci da dove siamo partiti. Abbiamo fatto grandissime cose,
probabilmente abbiamo accelerato i tempi e quindi questo ha creato ulteriori sia ambizioni che aspettative. E per mantenerle è importante che tutti quanti ci dobbiamo mettere in discussione, perché è fondamentale questo per me per fare l'ultimissimo step, quindi ragionare in maniera lucida cosa ci serve. Non per vincere, che è sempre difficilissimo, perché Avellino quest'anno ha speso 4 volte noi, cioè ha fatto una squadra sulla carta illegale e ogni stagione qualche società può tirare fuori dal cilindro queste. Però dobbiamo capire cosa ci serve per essere assolutamente competitivi, cioè per iniziare la stagione dicendo noi puntiamo a vincere il campionato perché sulla carta siamo competitivi. Quindi questa per me è una base di partenza molto importante perché è doveroso questo, fare un ulteriore step tutti quanti. Detto questo, sì, non manca molto perché ci sono basi solide. Ripeto, dispiace il rammarico di non aver potuto arrivare allo step decisivo con la squadra al completo per capire quali veramente potessero essere le nostre lacune. Perché giocare dopo 3 giorni, dopo una trasferta così difficile a Brindisi, dopo 3 giorni contro la squadra più forte del campionato, senza Cabriolu, senza Morgillo, senza Manca, che ringraziamo che ha fatto di tutto per esserci, ma non era nelle condizioni comunque fisiche per giocare, ha nascosto un pochino, cioè noi abbiamo fatto una gara 2 quasi eroica, con tanto cuore, coraggio, però senza capire il nostro reale valore per giocarti una partita di questo livello. E stavamo per vincerla, tra l'altro, gara 2, perché se Giordano mette la bomba del -2 a 2 minuti e mezzo dalla fine, rischi anche di portarla seriamente a casa. Quindi mi dispiace quello, non aver testato la squadra al completo anche proprio durante la stagione per capire i pregi e anche i limiti di questa squadra. Ci siamo sempre comunque un minimo arrangiati in base alle caratteristiche, alle condizioni che abbiamo affrontato durante la stagione. Quindi questo un pochino, per quello ci vuole un po' di tempo per analizzare la stagione in maniera lucida. Ero convinto comunque di avere per le mani una squadra competitiva, a tratti l'abbiamo dimostrato e cito la partita con Avellino durante la stagione regolare, abbiamo fatto una partita per me pazzesca, cioè di una qualità incredibile, nettamente migliore anche forse l'anno scorso il picco probabilmente l'abbiamo raggiunto in casa in semifinale con Mateli che hanno fatto una partita pazzesca, ma in quel caso c'era Giordano forse che aveva fatto 30 punti, in casa contro Avellino abbiamo fatto una partita di squadra pazzesca contro una squadra illegale, dove tra l'altro siamo andati a riposo forse o +1 o -1 con loro che hanno fatto 10 su 14 da 3 punti, cioè un livello altissimo e siamo crollati gli ultimi 5 minuti di una partita. Io dopo quella partita ero convinto di avere per le mani comunque una squadra estremamente competitiva. E poi però ai playoff ci è mancato proprio. Siamo arrivati scarichi da questo punto di vista e ora bisogna analizzare che cosa serve e molto dipenderà anche dal girone in cui, dalle DOA, da come cambieranno i regolamenti che cambiano ogni stagione, quante squadre salgono e in che girone sei. Quest'anno il girone era un abisso, il girone sud rispetto agli altri gironi comunque c'era un abisso, sia si va in campi storici, in palazzetti storici, dove ci sono migliaia di spettatori, dove i campi sono caldissimi, dove se leggete si va a botte di comunicati per pulmini sfasciati, per bombe a carta lanciate, insomma stiamo parlando di condizioni comunque diverse e quindi cambia tantissimo, anche queste incidono sulla costruzione di una squadra all'interno di una stagione, anche questo cambia tanto. Luca, c'è la domanda di Isidor che ti Infatti, pregherei di leggere, esatto. perché poi affrontiamo questo tema Esatto. che voglio chiedere sia a Nando che a Federico. Dice appunto il nuovo palazzetto da 8.000 posti potrà attrarre qualcuno che possa investire nel basket a Cagliari. Si vociferava di grossi nomi ex basket nel boarding del nuovo Cagliari. Si può sognare almeno un po'? Ovviamente si riferisce a Bulgheroni, giusto per dare il Sì, nome, sì. no? Edoardo Bulgheroni, ex Varese. Quindi. Sì, no, prima di farti rispondere, Nando, però aspetta, no, dimmi. cioè, sovrappongo anche la mia domanda a quella di Isidor, cioè si può sognare, ok? Perché chiaramente il tifoso vuole sognare, il tifoso vive di emozione, il tifoso Certo. vive
del brivido della vittoria, no? Del sollevarsi, soprattutto al palazzetto, alla tripla, no? Quella magari a fine quarto che ti fa sobbalzare veramente dal tuo posto. Però secondo me bisogna anche contestualizzare bene la situazione cagliaritana, la situazione del basket cagliaritano, prima di pensare a una cosa del genere. Anche poi, ripartendo da quello che diceva Federico, no? Cioè dal, tra virgolette, esame di coscienza, cioè cercare di capire effettivamente poi come poter andare avanti, perché sono tanti i temi sul tavolo. È chiaro che il tifoso sogna, è chiaro che il tifoso vuole ambire sempre al massimo, non solo il tifoso, il giornalista, il coach, il giocatore, cioè nessuno gioca per perdere, ricordiamocela questa cosa, a meno che non sia in malafede e si sia giocato magari qualcosa contro la sua squadra, però tendenzialmente lo spirito del gioco, di qualunque gioco, è quello di vincere. Quindi come si incastrano tutte queste tessere, secondo te, Nando? Ma intanto c'è un problema di base, che come dire, la buona borghesia cagliaritana non è molto sensibile allo sport, cioè quelli che hanno i soldi, per capirci, storicamente non hanno mai, il cagliaritano non ha mai investito soldi nel basket. Il Cagliari dello scudetto era milanese, il Brill era una cosa legata ad altre faccende. Il Cagliari Calcio di oggi è proprietario di un milanese, forse lo venderanno, e anche quello che c'era prima, Cellino, era sardo, ma nel sangue scorreva sangue piemontese. Quindi il cagliaritano non è mai stato troppo sensibile, pronto a investire. Infatti quello che stanno facendo i fratelli Zucca, Luigi e Giovanni, è straordinario, perché stanno facendo hanno attivato 15 anni fa, quando l'Esperia stava crollando a pezzi, cioè nel senso vero del termine, hanno ristrutturato la piscina, ristrutturato i campi, hanno aperto altri impianti e altre operazioni devono essere ancora fatte. Però a Cagliari manca uno che dice: ok, questo è €500.000, vi basta? 1.000.000 €, 300.000 euro, mi butto dentro e partiamo. Tortona è una cittadina di 28.000 abitanti. Quanti Serargios? Gioca in Serie A e credo che stia per fare gara 5 con Bologna, Con Venezia. forse. Con Venezia per arrivare nella finale scudetto. Io sono stato a Tortona, la cosa più bella che c'è è la tomba di Fausto Coppi, quindi questo per dire che non è che stiamo parlando. Salutiamo gli amici di Tortona, ovviamente. No, ma non è salutiamo caramente. non è un'offesa, il fatto che una cittadina che è famosa perché ha dato i Natali a Fausto Coppi, che riposa lì e via, però c'ha 28.000 abitanti, quanto Serargius. Se domani a Serargius arriva un signore come quello che è arrivato a Tortona e ha detto: ok, ecco, questi sono $1 milione, il San Salvatore tra 2 anni fa la finale scudetto in Serie A, per capirci. Quindi questo è fondamentale. Poi possiamo, inoltre, detto questo, bisogna capire che bisogna applaudire l'Esperia, perché ha ottenuto grandi vittorie in questi mesi, in questi anni. L'Esperia adesso ha 4-5 sponsor, no? Li vediamo anche con i cartelloni al palazzetto. L'Esperia soprattutto ha conquistato Cagliari. Il cagliaritano è anche pigro, non va molto allo stadio, non va molto al palazzetto, non si appassiona molto, eppure l'Esperia è riuscita a fare questo. Però non è facile. Per rispondere velocemente alla domanda sul palazzetto dello sport da 8.000 posti, io non ne vedo. E come dico sempre, finché non vedo Monsignor Batturi che lo inaugura, che lo benedice, io non apro bocca. Però quello con da costruire col PNRR, che deve essere costruito entro il 31 dicembre di quest'anno, temo che non ce la faranno, quindi quel progetto è tramontato e sono stati i soldi non spesi. Dell'altro si parla ancora fino al 2029, ma ragazzi, ma anche il nuovo il Gigi Riva, il nuovo Sant'Elia, adesso sta per iniziare l'estate, passerà l'autunno, poi arriveranno le vacanze di Natale. Ogni tanto viene il ministro dello sport che dice: spero che lo facciano, il Cagliari se lo merita, lo dobbiamo a Gigi Riva, però
è tutto fermo. Quindi Cagliari da quel punto di vista è una città pigra, e quindi quello che ha fatto, comunque hanno fatto Giulini e Cellino negli ultimi 30 anni, se non di più, e quello che stanno facendo adesso i fratelli Zucca con l'Esperia sono dei fatti sicuramente da apprezzare. Un'ultima cosa velocissima: il fatto che si mischino le squadre nei playoff non è una cosa bella, perché tu da un giorno all'altro ti ritrovi nei guai con avversari che non conosci, trasferte diverse. E poi c'è un fatto: le prime 4 squadre del girone dell'Esperia sono uscite tutte al primo turno, e questo conferma quello che diceva poco fa Federico, che c'è una discrepanza pazzesca. Quindi il playoff me lo fai fare con le squadre che ho incontrato per tutta la regular season, non che improvvisamente arriva zio Paperone e ci frega tutti. Nando, l'anno scorso, se ti ricordi, era così perché il girone più forte del campionato era quello marchigiano. Sì. Però l'anno scorso c'era quella fase intermedia, quel girone dove eravamo uniti. Se ti ricordi di quel girone, le prime 6 giornate, quindi all'andata, noi avevamo vinto una partita e perse 5 partite. Quindi e poi ci il siamo poi contrario. adattati al girone, Sì, perché esatto. venivamo da un girone completamente diverso. Sì, sì, sì. Quindi abbiamo avuto quello, altrimenti saremmo usciti al primo turno Sì. sicuramente anche l'anno scorso. Sì, ma in federazione hanno questa mania di creare, farlo con Caos. torte le formule, capisci? Le prime 3 con le prime 2, la quarta con la settima, però con Sì, ragazzi, sì. cioè, si riuniscono la notte, come dico sempre io, e purtroppo secondo me lo stanno facendo anche adesso, nei sottoscala della federazione romana, dicono: come lo facciamo questa? Lo facciamo che devono giocare con un occhio bendato, la prima affronta la quarta, ma la quarta deve giocare Campo neutro in Svizzera, sì, così, esatto, cioè, sulle montagne, nelle hanno delle Alpi. formule così. Quello che resta è la certezza che Cagliari, comunque dopo 4-5 anni, ha nuovamente una squadra attorno al quale raccogliersi, e questo è un risultato eccezionale, che poi fa cazzottico. Avellino ha Avellino ha 50.000 abitanti, c'ha 2 squadre, una che sta lottando per andare in A1, a meno che non sia stata È eliminata. uscita, sì, con È la uscita, sì, Fortitudo. però ed è una che è la Scandore, quella che giocava con la Dinamo fino a pochi anni fa, adesso sta cercando di ricostruire, così come tante altre squadre. Ecco, Cagliari è un capoluogo di regione, cioè, dobbiamo anche dirlo questo, è un capoluogo di regione, ha una storia bellissima di pallacanestro alle spalle. Possibile che non ci sia un santuomo che arrivi lì con un libretto degli assegni e dica Anche allenatore una Ettore. combricola di santi, Però Esatto. io voglio aggiungere una cosa, che Vai, Fede. comunque certo che è bellissimo e tutti quanti vogliamo sognare, e la strada più semplice sarebbe un ipotetico appunto investitore che arriva con i soldi. Però la realtà ci ha anche fatto capire che spesso questi arrivano, investono, poi spariscono e riparti da zero. Quindi io voglio mettere in risalto invece il lavoro clamoroso che ha fatto comunque l'Esperia, perché poter essere qui adesso anche in questa trasmissione e parlare di ambizioni per la stagione prossima vuol dire che hai costruito delle basi solide pazzesche, puntando sulle tue forze con quello che hai raccolto, che sta dando continuità, anziché comunque pigliarti soltanto appunto a una persona che per 2 o 3 anni magari mette il soldo pesante e poi sparisce e ti lascia. Quindi quasi sono costruite le basi solide che parlo proprio per la città, è una cosa che deve veramente, cioè una cosa estremamente positiva, perché tutti quanti a fine stagione possiamo già parlare della stagione prossima con grandi ambizioni e aspettative, e non è per niente scontato, soprattutto ai giorni d'oggi. Quindi questo è molto importante. Volevo arrivare proprio a No, questo, no. Fede, nel senso che a chiusura di quello che è il ragionamento generale, bisognerebbe anche poi dare il giusto valore, ecco, a tutto quello che è la grande avventura dell'Esperia Olimpia, nel senso che spesso, no, anche nei commenti dei tifosi, perché questo vale per il Cagliari, ma in questo caso vale per l'Esperia, vale per la Dinamo, la Torres, spesso secondo me si fa l'errore di confondere il realismo dato da cercare di capire e di analizzare bene il contesto all'interno del quale si opera
appunto in questo caso a livello sportivo, ma vale anche il discorso poi aziendale che c'è alle spalle di un progetto sportivo, con quelle che poi sono le ambizioni, cioè perché appunto il tifoso sogna, il tifoso vuole emozionarsi e spesso però non passa il messaggio del grande, enorme lavoro che fanno anche le società per, intanto per garantire lo status quo, Certo. perché Sì, sì. no? È come se fosse tutto scontato. Esatto. Probabilmente sì, da fuori si può anche avere questa falsa credenza, questa opinione, secondo me, fuori da quella che poi è anche la realtà dei fatti, però bisogna anche ragionare su quello che è l'esistente e quello che c'era prima soprattutto, perché Certo. riportare quello che diceva Nando prima, no? Riportare la gente, la gente al palazzetto, siete passati da 400 a 1600, vuol dire 4 volte tanto. Sì, sì. Cioè, vuol dire uno sforzo enorme. Certo. E quello che bisogna capire probabilmente è che senza questo tipo di passaggi in avanti, di questi step di crescita, come hai detto tu all'inizio, poi è impensabile costruire le basi per sognare, perché il sogno nasce da questo. Nel basket, nel calcio, nel tennis, nella pallanuoto, è quello che è. Perché abbiamo visto anche Trapani, giusto per fare un esempio, che arriva con Mortaretti e tutto, e poi succede quello che è successo, no? Col danno che poi si riverbera su tutti gli altri, non solo su Trapani, non solo sui tifosi di Trapani, non solo sulla piazza di Trapani, ma anche sul campionato, su tutto quello che poi è anche il discorso. Quindi probabilmente l'ulteriore passaggio di step di crescita che deve fare l'Esperia Olimpia non è tanto andare in finale, vincere, salire. Ovviamente sì, cioè non è che se succede tu dici no, fermi, non saliamo perché, Non esageriamo. perché nel nostro cronoprogramma non era previsto. Ok, no, non stiamo dicendo questo, però bisogna probabilmente, ripeto, capire che a piccoli o medi passi poi si cresce in maniera più sana. È come le diete, no? Cioè, se tu pesi 100 kg, fai una dieta per arrivare a 60 kg in un mese, probabilmente non è un procedimento molto sano per il tuo corpo. E idem il contrario. Cioè, quindi bisognerebbe capire anche e apprezzare, saper apprezzare quello che poi le società sportive creano e garantiscono anche alla città, soprattutto in uno sport, Fede, come la pallacanestro, e lo vediamo ai più alti livelli, che non è economico, cioè non è uno sponsor su cui farci soldi, anzi a tutti i livelli ce li butti i soldi per poter garantire, no? Anche un campionato di livello, per cui questo va sicuramente capito. Questa è la garanzia. Vai. No, dico, questa è la città, quello che è stato costruito, è bellissimo perché quando si parla di ambizioni iniziano a esserci, ripeto, prima venivano a vederci amici e parenti, adesso vengono tante persone che iniziano a essere anche viziate per quello che abbiamo fatto, hanno aspettative alte, vuol dire che hai costruito qualcosa comunque di importante. Io la prendo sempre come una cosa positiva per alzare l'asticella, ma la garanzia più grande è che l'Esperia negli anni ha costruito basi veramente solide per poter raggiungere tasselli e salire di categoria. Fede, cosa ti è piaciuto di più della stagione? Qualcosa che ti ha emozionato, per esempio? Allora, no, mi è piaciuto veramente, mi è piaciuto l'ambiente che si è creato, perché veramente io sentivo anche tante persone, tanti amici, e al palazzetto vedere sia anche vecchi giocatori, perché io continuo sempre con questa battaglia generazionale, mi piace sempre Nando, rientri unire anche tu in quella categoria, ricordati. il passato. No, vabbè, con Nando parliamo spesso, quindi come giocatore, vedi, siete dei malpensanti. Io so Nando giocatore, ecco, voi siete brutte persone.
Però rivedere queste persone che comunque venivano al palazzetto tutte le partite, quindi evidentemente diciamo che si divertivano anche, o meglio, avevano comunque il piacere di venire, e poi vedere tante famiglie, cioè venivano tanti ragazzi, anche i miei coetanei, con i figli, cioè è diventato proprio un appuntamento fisso dove la gente aveva il piacere di venire, di portare i figli, cioè ricreare quindi un ambiente sano, un ambiente positivo. È stata per me anche un'emozione, insomma, rappresentare comunque la città, cioè per me, io ogni volta che mi siedo in panchina e vedo nella mia città, vedo quello che stiamo creando, per me è un'emozione. E poi vedere anche la crescita dei giocatori, la crescita dei ragazzi, soprattutto i più giovani, mi riferisco all'acquisto quest'anno comunque di Frattoni, vedere comunque come è cresciuto anche durante la stagione, le potenzialità che ha, vedere Simone Pili come, che ha sfruttato l'opportunità che ha avuto e la crescita costante. Quindi mi fa piacere vedere quando vedo crescere le cose, cioè sia un progetto e anche concretamente poi i miei ragazzi, è la cosa che mi piace di più. Nando, secondo te qual è la cosa più bella della stagione dell'Esperia? L'allenatore. Proprio a livello estetico, Fede, cioè, sta A parlando a livello livello estetico, sì, estetico. sì. Altra cena, Nando? Sì, sì, no, ma è adesso ne abbiamo parlato poco. Questa squadra 4-5 anni fa giocava in Serie C nei polverosi campetti di periferia, come si dice, no, in una maniera un po' eccessivamente poetica, ed era una squadra che non vinceva. Io ricordo, perdeva con Calasetta, con Sì, Olbia, sì, vero. con altre Ferrini. squadre, con la Ferrini, insomma. Ah, E quindi la gente, questa squadra è stata affidata soprattutto a un allenatore che non ha pagato il prezzo delle promozioni, cioè lui è salito in C nazionale, in B interregionale, ed è sempre stato all'altezza della situazione. E noi sappiamo benissimo che l'allenatore è una figura importante di una squadra, come lo chef di un ristorante. Cioè, se tu metti un ristorante meraviglioso nel posto più bello di Cagliari, di fronte al mare, con tanti bei tavoli e belle cose, poi lo chef non sa fare 2 uova al tegamino, il ristorante non credo che faccia molta ecco, io credo che Ristorante da la Luca di Leonardo, pare che si chiami così. Uova al tegamino Uova by LDL. ecco, quindi sicuramente io credo che una fortuna dell'Esperia, perché diversamente tu incominci a prendere un allenatore da fuori che viene, non gliene frega niente, la prima occasione se ne va, magari ne abbiamo visti tanti, anche un po' arroganti, sprezzanti, perché venivano in Sardegna, quindi con la puzza sotto al naso. Invece io credo che Federico Manca siano dei grandi protagonisti di questa faccenda, perché l'Esperia ha cambiato molti giocatori in questi 4-5 anni, molti anche stranieri, ma la squadra continua, ha sempre giocato bene in quel modo, e questo è importante perché l'Esperia, pur avendo cambiato tanto, adesso gioca con più lunghi, prima non ce l'aveva neanche, insomma, comunque pratica la pallacanestro che va bene, quindi alla capacità dei fratelli Zucca di risollevare l'Esperia va aggiunto anche l'ottima capacità di Federico Manca di allenare questa squadra. Non è facile quando tu ogni anno cambi di giocatori, arrivano uno da una squadra, uno da un'altra, uno dall'altro continente, alcuni giovani e via. E quindi un altro fatto che va detto è che tra Federico e i fratelli Zucca, che sono 2 ex giocatori, non sbagliano, non sbagliano un acquisto. Anche questo va messo nel conto. Cioè, a parte Come il caso Fabregas. Schizzi, Anche qui mi dimmi. permetto di aggiungere una cosa, non è una questione di errori perché sbagliamo, nel senso che comunque sbagliamo. Secondo me la bravura è riuscire a correggere in corsa le cose, e la mia personalissima fortuna è avere la loro fiducia, perché io Certo. posso veramente lavorare tranquillo, perché so che agli errori iniziali che mettiamo in conto, perché storicamente le squadre che ho allenato sono sempre arrivate poi in maniera graduale al momento giusto, non abbiamo mai fatto partenze lampo, proprio perché
abbiamo un modo culturale proprio di approcciare, di giocare non consono, quindi i ragazzi si devono sempre abituare e la mia fortuna immensa è godere della loro fiducia e quindi poter permettermi di arrivarci in maniera graduale, una cosa che non è assolutamente scontata, è una cosa che tanti miei colleghi non hanno questa fortuna. Poi gli errori li facciamo, o meglio, cerchiamo sempre di aggiustare la squadra, di cambiare. Io sono stimolato quotidianamente perché ogni anno cambiamo faccia e cambiamo dimensione. Come diceva Nando, siamo partiti da una Serie C, ma anche i primi anni di B dove non avevamo mezzo lungo, dove giocavamo con Floridia, con Loci da numero 5, quindi inventandoci situazioni tattiche bellissime, perché mi sono divertito da morire. Passare poi al primo lungo che è stato Tiam e poi 4 completamente piccoli, passare poi ad aggiungere un numero 4 come è stato Maresca e passare quest'anno invece ad avere 2 numeri 5 in campo che all'inizio si pestavano i piedi perché abbiamo avuto un momento dove dove ho pensato a risolvere un qualcosa perché era un problema iniziale. E quindi c'è stata un'evoluzione continua e per me è anche uno stimolo nel cambiare sempre faccia, ma ripeto, ho la fortuna di avere una società che mi dà una fiducia estrema, per quello dico, non è questione di errori, ma la possibilità di correggerli questi errori, di aggiustarli per poi comunque arrivare a un prodotto finito che però è sempre stato alla fine piacevole e vincente, che non è solo questione di risultati, ma anche quello che poi, cioè noi ci siamo sempre dati come obiettivo quello di essere appetibili. Per risvegliare una società dovevi essere appetibile anche al pubblico, convincere la gente a venire al palazzetto. E l'applauso finale contro Avellino ha testimoniato che è piaciuta comunque la squadra e siamo riusciti a concludere nonostante le enormi difficoltà nel migliore dei modi. Questo è una cosa che è fondamentale che noi ci siamo dati proprio come obiettivo. Sì. Vai Luca, è il tuo momento. È il mio momento. No, vabbè, io chiedo al coach ovviamente sul Cagliari, perché ne abbiamo parlato a inizio stagione. Ti chiedo un po' un commento, sia sulla stagione in sé, ma anche sull'evoluzione della squadra e poi come ti è sembrato Pisacane la sua prima esperienza in Serie A. Insomma, da coach a mister. No, io ne avevo parlato proprio qui in trasmissione a inizio Esatto. anno e ho detto che ero rimasto estremamente colpito da Pisacane, dal percorso che ha fatto. Quindi eh, anche qua io credo che dietro ogni allenatore, ogni modo di lavorare ci debba essere prima di tutto una cultura. Cioè, che non è soltanto un titolo di studio, ma è un percorso che un allenatore deve fare per poi trasmettere alla propria squadra. Quindi una cultura nel studiare, aggiornarsi, evolversi. E Pisacane è andata a studiare ovunque, ha rilasciato certe dichiarazioni che ho seguito con estremo interesse, dove proprio parla di questi aspetti, di come studia, di come... per me è la cosa più importante. E per me si è anche visto il lavoro che ha fatto. Alla prima stagione era difficilissimo essere proiettati in una Serie A. Sempre possiamo, rovescio della medaglia, possiamo girare un po' la frittata. O il livello è basso o è ancora più competitiva, perché vedere anche squadre come Milan e Juve fuori dalla Champions, quindi vuol dire che o loro sono crollate o comunque è salito il livello delle altre. Però in un campionato comunque difficile lui si è comportato benissimo e ci sono stati momenti piacevoli nel vedere il Cagliari giocare. L'ultima partita a Milano è stato uno spettacolo. Ho visto un lavoro dietro, ho visto soprattutto anche uno che ha lanciato i giovani, ha avuto anche lui mille difficoltà, magari è partito magari con l'idea di Belotti centravanti e poi si è rotto, ha dovuto inventarsi tante cose, quindi ha dimostrato anche un'elasticità importante. Quindi a me sono di parte forse, ma piace tantissimo, quindi mi auguro che rimanga ancora qua, anche se arriveranno offerte. E tu La rimani, domanda sì? è se a lui conviene rimanere qui, se proprio Ecco. E dobbiamo tu alla rimani? fine... Com'è? E tu rimani? Sì, penso di sì, dobbiamo incontrarci, Ma però cioè, sì. sì, Sì, no. sì, sì, no, nel senso
ancora, nel senso, non ci siamo incontrati per parlare soprattutto insomma, della squadra, però insomma, per come ci siamo sempre lasciati, o meglio, confrontati costantemente durante la stagione, sicuramente sì, ma c'è un rapporto tale da... Non sarà mai un problema qui, c'è un rapporto soprattutto di stima e fiducia che va oltre la formalità di una firma Certo. quindi finché il progetto rimane questo, io penso di non aver completato il mio percorso, sono un po' testardo, anche la società, finché siamo su questa lunghezza d'onda assieme, insomma, penso ci sia ancora un percorso da continuare a completare. Certo. Allora, nel frattempo mi è arrivato un messaggio da Luigi Zucca che salutiamo, mi ha detto che stanno parlando col Cagliari Calcio per inserire il doppio trasferimento di Federico sia con l'Esperia nel basket che col Cagliari all'interno dello Ma staff di Fabio per me Pisaccane. sarebbe... All'interno del contratto c'è anche lo switch, cioè in alcune partite Fabio Pisaccane siederà sulla panchina anzi starà in piedi sulla panchina dell'Esperia Olimpia, e Federico Manca starà in piedi davanti alla panchina del Cagliari all'Unipol Domus. Insomma, stanno definendo i dettagli, quindi Fede, ti chiameranno a breve, sappilo, Magari, perché... questo è un veste. pericolo, perché io per il calcio potrei mollare tutto, sono veramente un pericolo concreto. Cioè. Si sta andando verso comunque anche un calcio sempre più multidisciplinare, no? Pisacane credo che sia uno degli esponenti un po' anche di questa nuova idea, no? Di allenare l'inserimento di certe figure all'interno dello staff tecnico, ma l'ha fatto anche Fabregas ovviamente, no? O ai tempi di Guardiola, in cui aveva inserito nel suo staff l'ex pallanuotista, quello che giocava a Pescara, adesso mi ricordo il nome. Estiarte, infatti mi ricordavo che fosse Estiarte. Quindi insomma, magari Fede davvero tra Mando qualche la mia anno candidatura, non me ne vogliano Va bene. Zucca, Va però... bene. No, ma tanto è tutto in famiglia, quindi, insomma, è tutto Beh, calcio va e basket bene. poi sono molto simili, più di quello che pensiamo. Adesso Sì, vediamo sì. quelli coi piedi, quelli con le mani, però ragazzi, le vecchie diagonali, cioè, ci sono tante cose che sono assolutamente simili, perché poi il concetto è calcio, basket, golf, devi mettere la palla in un buco, cioè, non è che devi, anche il golf è molto simile al calcio o alla pallacanestro, cioè devi mettere una palletta in un buco, ecco, e questo li rende per motivi strategici molto più simili di quello che possiamo pensare. Utilizzi mezzi diversi, però l'obiettivo è quello. Quindi io credo che L'obiettivo è lo stesso. un buon allenatore di basket o di calcio, cioè se domani Federico e Pisacane vanno a cena fuori, non è che sono un finlandese a cena con uno del Sud Uno di America, sono due Orgosolo. persone che comunque due persone che parlano la stessa lingua, e questo è... Io ricordo negli anni d'oro del Brille, una volta Gigi Raducci era venuto al palazzetto e aveva visto Uwe Landa, allenatore americano, fare la zone press. E ho detto, che roba è questa? E gli avevano spiegato che era un tipo di zone... Beh, lui l'anno dopo col Torino ha vinto lo scudetto facendo quelle cose, quindi come vedi ci sono cose che risalgono a tantissimi anni fa. O il buon Trapattoni che mi aveva raccontato che vedeva partite di pallavolo in cui il palleggiatore alzava, arrivava uno per schiacciare ma non schiacciava, e alle spalle ne arrivava un altro che schiacciava. E vedi, fanno la finta. Siccome lui dice, mi aveva detto, io quell'anno avevo Serena e Klinsmann, forse, non mi ricordo, o Serena Tobelli, io facevo quello schema, arrivava il cross, il primo doveva saltare ma non colpire la palla, e poi arrivava l'altro, quindi potremmo parlarne qui per ore, però gli sport, questi con palla, sono fondamentalmente simili, ecco, se non identici. Quindi Federico lo vedrei benissimo sulla panchina Io del sono Cagliari. totalmente affascinato, ma adesso scherzi a parte, proprio anche nella gestione del gruppo, nella metodologia d'allenamento, nel come gestire un gruppo più ampio numericamente, certe personalità. Quindi sì, lancio un appello, crepi l'avarizia, offro io, va bene, per la cena. Ci siamo, Lanciamo un ci appello. Va bene. Molto bene. Che programmi ha la tua estate, Fede? Non per farci i Sto fatti iniziando a tuoi, però immagino che tanto guardare non starai fermo partite manco su per un partite. giorno, quindi ecco, No, vedi. allora adesso stiamo guardando partite su partite per vedere tanti giocatori
cioè per vedere giocatori di tutti i tipi. Quindi inizia lo scouting un po' con varie partite, continua con, vabbè, sempre studio, spero di riuscire a girare un pochino adesso a giugno, andare da qualche parte per vedere qualcosa, come lavorano insomma, in altri ambienti prima che finiscano le stagioni, e poi qua rimane con allenamenti, facciamo i camp, adesso noi come staff andremo alla Nusei a fare un camp a fine giugno, e poi tutto luglio inizia il nostro camp qua all'Esperia con tutti i ragazzi che bisogna tenere sott'occhio per avere un bel bacino poi per le prime squadre, quindi si lavora tutta l'estate. Molto bene. Avevi un'altra Ma io domanda, posso Luca? fare, sì, l'ultima, tanto lo non so che potevo c'è non l'ultima fartela, domanda. Federico. Com'è andato invece la stagione da fantallenatore? Beh, la dovevo fare. Allora, sono arrivato quarto. Su Sono 4? arrivato quarto, però sì, un punto di differenza, quindi ho perso il podio proprio all'ultima giornata, però vado via con grande orgoglio per aver pescato il mercato di gennaio Malen, che per il infatti, è nostro lui che ti ha Fanta, fregato. che vi ricordate continuativo, è Esatto. un gran bell'acquisto già per la prossima stagione, quindi sono Grande. fiducioso per il futuro. Ok, Molto bene. Sarà la stagione del riscatto per tutti noi la prossima. Sì, sì, Guarda, esatto, per forza. bisogna Per forza. crederci anche in questo. Va bene. Ringraziamo coach Federico Manca, Esperia Olimpia Grazie Cagliari. a voi. Fede, è Grazie, stato un coach. piacere, ci vediamo presto. Piacere mio. A presto. Grazie, Fede. Ciao a Ciao, tutti. ciao. E grazie Fede, ovviamente ciao. anche a Ciao, Nando Nando. Mura, insomma, Grazie a che Nando. senza Grazie a voi. cui non si può parlare di basket, almeno qui a Buongiorno 131, perché visto che io e Luca Di Leonardo siamo due capre a riguardo, insomma, avere Nando per riequilibrare insomma un po' il livello Non è vero, non è vero, ti stai fondamentale. sottovalutando. Ma che ando mai, ma che lascia perdere. Mi vendo bene, Nando, è solo questo. Ok? Dammi retta, mi vendo bene. Va bene, grazie davvero. A Federico e a Nando ci vediamo presto. Un abbraccio. Ciao a tutti, a presto. Ciao, grazie. Ciao. Buona giornata. Ciao. Eccoci qua, caro lei. Bene. Va bene, domani? Domani c'è Diablo, sì, ecco, no, Sì, mi ero dimenticato esatto, di sotto dirlo il prima, cambio. non so se l'hai detto tra ieri No. e oggi, no, non l'avevi detto, ok. No, Perché ieri qualcuno era magari in dice, diretta ma con la- come oggi è martedì e non c'è Diablo, domani, Però perché oggi era vedi, dal dentista Diablo. esatto, Quindi, però ehm, domani, anche perché siamo curiosi di sapere qual è esatto, l'ultima vi ricordo che questa è l'ultima settimana di Buongiorno sì. 131, quindi con domani mancheranno due puntate, è stata una stagione, vabbè, poi questo lo diremo giovedì, tanto. E chiuderemo col botto, giovedì. Ce Poi l'avete pensate, chiesto in tanti, esatto, ce l'avete durante chiesto l'anno in queste sono le tanti, richieste e alla e fine, quindi all'ultima puntata, all'ultimo slot, preparate è i arrivata. popcorn, Esatto. ci divertiremo. Io il giorno mi metto semplicemente a In moderare mutande. i commenti. Così, No. in mutande. Così, per balneare, in costume, dai, non in mutande, in costume da bagno. No, tra l'altro c'era anche una domanda che mi pareva lecita, c'è anche la questione contrattuale di LDL, perché comunque ci sarà la fine della stagione, speriamo, ecco, la speranza è che ci sia comunque il riscatto da parte di 131, quindi È già svincolato, ragazzi, se lo volete, aiutatemi, vi prego. ve lo mandiamo. È una settimana determinante questa, quindi ve lo mandiamo in aiutatemi nei commenti. prestito, ve lo mandiamo una Pressate il settimana a direttore. testa. Ok, ve lo mandiamo una settimana a testa, fatene ciò che volete. L'importante è che poi ce lo restituiate tipo per il 15, 13, 14, 15 luglio, ecco. Cioè quando parte il ritiro deve tornare qua. Però questi 2 mesi, questo mese, abusatene proprio come volete. Cioè, vi serve l'autista? Luca Di Leonardo. Non lo so, dovete fare telefonate, dovete organizzare viaggi. Luca Di Leonardo, cioè portate in giro il cane, ci sono io. Esatto, anche perché senza fantacalcio questo mese e mezzo cosa fa Luca Di Leonardo, ragazzi? Cioè, no, quindi, so già. Sì, vabbè, so già, non sai manco dove sei tu, cosa saprai sul fantacalcio. Cioè, adesso sarà il periodo chiaramente degli analisi, dei bilanci, esatto. delle schede a fine stagione, la più grande delusione. Esatto.
Giovedì ci sarà Fanta 131, proprio riguardo a questo facciamo un po' il bilancio, Il punto. il punto di non ritorno. Esatto, Quindi esatto. ci sta assolutamente. Va bene, va bene. Ore 11:37, direi che possiamo chiudere la puntata. Ma sì, Ma sì, puntata dai. anche oggi esile. Sì, esatto, assolutamente. Ieri quanto è durata? Un'ora e 5, un'ora e 10. Vabbè, non c'ero io, quindi, ovviamente. Chi è che la allunga? Ovviamente, se mi lasci da soli, io cerco. Io l'avrei Beh, fatto la in metà tempo. sono cazzate su di te, quindi sì, effettivamente. C'è anche quella parte che va sicuramente considerata. Quindi, Esatto, che va diminuisce bene. il gioco, quindi i tempi di gioco diminuisce. Tempo effettivo, Vabbè. forse ho fatto più ieri che in generale quello che facciamo ogni giorno. Comunque, l'altro giorno mi ha detto, è bravo, quando ero in aeroporto, mi ha detto, è bravo quel ragazzo che fa con te le Bello, dirette. Dicevo, ragazzo, dicevo, boh, chissà chi bello. sarà il ragazzo. Ho detto, ma chi? Roberto Pinno? Ho detto, no, quello con gli occhiali. Ho detto, ma chi? Luca Di Leonardo? Sì, quello che ha 55 anni. Non è vero. 90. Ma allora usa i filtri. Ma allora, ho detto, sì, usa le cremine per sembrare più giovane. Quindi, però, quando ho detto che vi ha appena fatto 49 anni, ancora un po' la signora sveniva. Ha detto, un mancamento per Grazie ritardare signora, grazie, il volo grazie. aereo. E quindi, insomma, però, Grazie, vabbè. parole pesanti. È sempre un piacere. Non mi offendo, assolutamente. Ma ci mancherebbe Anzi, anche che ti offende, stiamo solo dicendo la verità. Per attenzione, amore di verità, come sempre. Quindi. attenzione. Avete notizie su Angelozzi? Chiede Manu. Io l'ho già detto, cioè, secondo me rimane. Per me rimane, anche perché sinceramente non vedo motivi per cui non debba rimanere. Perché dovrebbe andare in Serie B? Perché dovrebbe Ma sì, tornare in Serie B? ma Il buon Guido. Dopo ma comunque una sì. stagione positiva a Cagliari in cui ha fatto quello che poteva, insomma, con un budget comunque non elevatissimo. Poi se alcuni giocatori non hanno reso, non è certamente colpa sua. Ecco. Per cui, però, sì, se sei un critico gastronomico, Proprio, guarda. per una rubrica ironica, ovviamente, cioè, allora, sono Esatto. il critico che non capisce niente, Esatto. però secondo me Qualcosina. potrebbe fare i numeri, sai? Cioè, proprio Vabbè, il vedendo un po' contrario, cioè, l'andamento, sì, 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 la sì, sì, rubrica sì. dell'assurdo, no? Esatto. Critica gastronomica Luca di Parliamo del Leonardo. nulla, vediamo cosa fa. Magari fa anche i numeri Esatto. sul nulla. Tanti Il parlano 2 di nulla. giugno c'è Ranieri all'Ex Manifattura, certo, Sì, sì. all'Ideario Festival, che salutiamo, anche Fabio Meroni e tutto il suo staff. Ci sarà Luca Di Leonardo, farà il collegamento direttamente da casa sua, proprio Esatto. perché si affaccia e vede direttamente Ranieri. Sì, è aperto al pubblico, sì, sì, assolutamente. Sì, sì, aperto. E quindi sì, quindi il problema del riscatto delle DL è diametralmente opposto a chi l'Ixoi non mangia e si è ambientato bene. Esatto. Ma non è vero che non mangio, togliamo, non è vero. Si Brucio, alimenta, ragazzi, si brucio, alimenta, non è che si brucio alimenta. e controllo Si quello che alimenta. mangio, perché se Ma sgarro non la farmi pago parlare America. male. Non è Perché? No, vero. no, aspetta. Se mangi... cos'è che fai? Ho Ripetilo. detto, Se mangio male? la pago, Perché? perché ho lo stomaco Poi t'ha molto... sbecciu, la verità è Ma questa. no, ma mi Sei succede... anziano e quindi Non è non vero. funzioni Mi perché succedeva sei anche a 15 oramai anni. Succedeva andato. anche a Ah, quindi 15 sei proprio anni. marcio dentro. Ah, questo è Sì, interessante. sin da Questo è ancora piccolo. peggio. Cioè, guarda che più vai avanti, più ti stai infognando. Cioè, questo è tipo Attenzione. marrone per completezza. Cioè, io fossi in te, starei un attimo Hai visto? Io infatti rallentato. devo Allora, chiedere intanto ci un stanno po'. chiedendo, giustamente Isidro ci chiede il commento Cosa? sulle parole di Mario Ielpo, che ieri ha parlato. Io non l'ho visto, Anche io mi non hanno l'ho girato un visto. post. No, io Ha lo parlato a una voglio TV vedere. milanese, credo, Sì? in cui va a fare l'opinionista per il Milan e tutto. Cioè, cosa dobbiamo aggiungere? Cosa serve? Anche lì bisogna sempre contestualizzare. Io non ho visto il video e quindi Io siccome non l'ho visto odio che... quando Sì, vengono mal interpretate le mie esatto. parole, perché per esempio io ieri ho detto a Saluto Rosso Blu, ovviamente con un'iperbole che se si guarda la diretta lo si capisce perfettamente, ho detto
su Chilixoi, sovrappeso di 12 kg, che ovviamente era una battuta, cioè era un'esagerazione, ecco. Non ho la bilancia di Chilixoi, quindi non so quanti fossero i chili di troppo. Sicuramente qualche chilo di troppo c'era, perché si vede dalle foto, e insomma, poi torno a dire, mi sembra anche veramente superfluo doverlo dire, però mi fa sorridere che in un'ora e mezza di diretta, in cui ho detto, penso, tante cose interessanti anche su quella che è stata la stagione, su quello che sarà il futuro, e ci si attacchi, probabilmente anche come al solito, per difendere le proprie tesi, andare contro quelle degli altri, a una frase estrapolata senza contesto, che era ovviamente, ribadisco, un'esagerazione, un'iperbole, quindi magari ecco, stiamo anche un po' più attenti a quello che, intanto noi che parliamo, a quello che si dice in primis, ma anche a come si giudica e quello che come lo si legge e lo si interpreta, perché ribadisco, è stata una frase volutamente provocatoria, ma non è che bisogna interpretarla sempre in maniera letterale, anzi. Quindi, tutt'altro. Ecco, giusto, per amor di cronaca, ecco, anche da questo punto di vista, per cui Ci sta. ha detto che il Cagliari si doveva scansare, l'arbitraggio era favorevole al Cagliari, ma Io voglio vederla prima quello che ha detto, poi posso commentare. Così non... se sono state quelle le parole, mi sembra sicuramente un'uscita a vuoto da portiere, poi insomma un'uscita a vuoto anche grave, ecco. Sì, infatti, non lo so. Però Mi pare... Non mi stupirei da un certo punto di vista, però prima voglio vedere, anche perché era un canale del Milan, o era canale... non era Milan non TV. saprei. Bisogna anche capire quello. Quindi... No, ma poi ricordatevi sempre l'importante... che, allora, aggiungo un'altra cosa, cioè, a parte che le trasmissioni faziose ovviamente tirano l'acqua al proprio mulino, Esatto, quindi già su proprio queste quello. cose bisogna sempre fare un ragionamento. Seconda cosa, bisogna anche in questo caso contestualizzare il momento, cioè io ho avuto proprio la sensazione, io non ero a Bari quando il Bari non ha, insomma, quando il Cagliari ha vinto il playoff, e quindi il Bari non è riuscito a salire in Serie A, però ho visto veramente non la delusione, è un qualcosa di ancora più forte nell'ambiente Milan. Cioè, l'ho detto ieri, io ho visto Allegri, che di solito in conferenza stampa è sempre guascone, anche in caso di sconfitte eventuali. Ragazzi, era un fantasma, era svuotato di ogni tipo di energia, ok? E secondo me bisogna anche capire che in una situazione così drammatica a livello sportivo la cazzata esca, ok? Cioè, poi se ha detto delle stupidaggini, tutti noi facciamo degli errori, tutti noi ogni tanto appunto diciamo cose, magari ci esprimiamo in un modo non esattamente rispondente al nostro pensiero, lasciamo andare un po' la pancia, però è chiaro che quando tu perdi la Champions contro un Cagliari che è già a salvo, poi contro il Cagliari, ribadisco, con tutto il bene e il valore del Cagliari, non l'hai persa contro il Paris Saint-Germain, e quindi è chiaro che in un ambiente spocchioso e snob come quello milanista, a parte che va anche detto che in questi ambienti è anche più difficile accettare la sconfitta, perché di solito sono ambienti in cui si è sempre vissuto un momento d'oro, soprattutto nel Milan dal Berlusconi in avanti, e quindi poi ripeto, ognuno si prende la responsabilità di quello che dichiara in pubblico, di quello che scrive, se ha detto delle cazzate se ne assumerà le responsabilità. Certo. Dispiace se
però conto di trovarlo. Ecco, vedi, Andrea dice hanno perso 75 milioni di euro. Cioè, mica poco. Ragazzi, li li hanno persi tra l'altro in una situazione, cioè partendo dalla situazione di vantaggio. Esatto, dopo 2 minuti, è vero. Ma non solo, anche di classifica, di punti, di condizioni, di combinazioni, cioè è stato il suicidio perfetto. È stato il suicidio perfetto, no? Sì, no, sinceramente non. Ieri è stato bravo a sfruttare questo momento di grande difficoltà. Sono d'accordo, vabbè. Quindi. Non ho dubbi su questo. Va bene. Ci vediamo. Grazie a tutti, ovviamente. Ci vediamo domani, ragazzi. Domani mattina dalle 10. Buona serata, buona giornata e grazie come sempre. Grazie Fra. A domani e sigla. Ciao Adios. ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare, c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.